Questo 25 aprile le manifestazioni si spostano sul web e sui balconi. Alle 15 il flash mob dell'ANPI che chiede a tutti di intonare Bella Ciao, il canto popolare della Resistenza diventato inno di libertà planetario non soltanto in Italia. Perla di poppa. Dal trombettista di Roma al clarinettista solitario di Parigi, e 25 aprile tutti i giorni in questo mondo in quarantena che resiste e aspetta la sua liberazione. Bamberg, Baviera sono i tedeschi a intonare il nostro canto partigiano, rovesci della storia, omaggio a noi italiani che per primi in Europa abbiamo affrontato l'assedio del virus. Così i vigili del fuoco inglesi cantano nella nostra lingua per infondere coraggio ai colleghi italiani. Così le combattenti kurde del Rojava hanno voluto omaggiare i nostri medici e infermieri. Bella Ciao, declinata in tutte le lingue, il canto dei nostri nonni partigiani è diventato di tutti, dei ragazzi di Occupy Wall Street, degli indignatos spagnoli, del popolo iracheno che chiede democrazia e diritti. In Australia diventa Do It Now, inno contro i cambiamenti climatici. Bella Ciao si fa opera lirica per i lavoratori dell'ospedale di Bordeaux, scivola sui ritmi del jazz nella maratona virtuale dell'Auditorium di Roma. Bella Ciao si riempie di significati, libertà dal nazifascismo e dalla pandemia che ci tiene prigionieri in casa, resistenza e resilienza. Vi ricordo